Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa iniziando con il canto Ti seguirò, al numero 64. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il colore rosso oggi ci indica anche la memoria di cui facciamo, oggi ricordiamo i santi Andrea Kim Taeyong, presbitero, Paolo Chong Hasang e compagni martiri. Si tratta di martiri della Chiesa della Corea. Siamo nel 1800 e in quegli anni furiava anche in questa zona dell'Asia la persecuzione e caddero molti di questi cristiani. Paolo, per esempio, Chong e Andrea Kim, il primo sacerdote della Chiesa coreana. A lui vengono associati molti centinaia di martiri, 10.000 cristiani in diverse riprese lungo il secolo XIX fecondarono con il sangue quella giovane Chiesa. La luminosa vicenda di questa Chiesa e dei suoi martiri costituisce dunque una chiara testimonianza della nascosta ma efficace azione dello Spirito Santo anche nelle condizioni più difficili per la comunità cristiana. Oggi la Chiesa coreana è una Chiesa fervente, molto animata, e è stata fecondata dal sangue di questi cristiani. Preghiamo invocando la loro intercessione perché molti testimoni anche oggi segnino il cammino di chiese piccole ma fedeli a Cristo. Chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati e della nostra poca testimonianza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che moltiplichi su tutta la terra i tuoi figli di adozione
e hai reso seme fecondo di cristiani. Il sangue dei santi Andrea Kim, Paolo Chong e dei loro compagni nel martirio fa che siamo sorretti dal loro aiuto e ne seguiamo costantemente l'esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, davanti a Dio che dà vita a tutte le cose e a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Ripetiamo. Presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Presentatevi al Signore con esultanza. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Presentatevi al Signore con esultanza. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. La sua fedeltà di generazione in generazione. Presentatevi al Signore con esultanza. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola ed egli disse loro: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano.
Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che dopo avere ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore. Gesù, e questo è il caso, sapeva rendere semplice ciò che è difficile, sapeva rendere vicino ciò che sembra lontano, comprensibile, quello che magari sfugge e non riusciamo a mettere a fuoco, a capire o ad ammettere. Ecco, aveva questa capacità di entrare davvero dentro la vita con immagini semplici come quella che abbiamo ascoltato, quella del seminatore. Un seminatore uscì a seminare, un gesto così che le persone avevano davanti agli occhi. Il seme cadde in ambienti diversi, lungo la strada, sulla pietra, tra i rovi e infine sul terreno buono, lì dove il seme frutta tante volte, tanto, 100 volte tanto. Carissimi, in fondo, che cosa vuol dirci il Signore Gesù con queste immagini, con questo terreno diverso, di qualità diverse, di prospettive diverse? In fondo la vita spirituale è questa, è proprio qui. Non è un esercizio per pochi atleti dello spirito, ma è fatta di gesti, di attenzioni quotidiane. In fondo è una cosa semplice, si riduce a un impegno che tocca a ciascuno: custodire il terreno del proprio cuore, tenerlo pulito, libero. E da che cosa? Dietro le immagini che Gesù ci ha messo di fronte, tenerlo pulito dalla superficialità, per esempio, che calpesta tutto, che non permette profondità, interiorità. Tenerlo pulito dai fuochi di paglia che si spengono subito dagli entusiasmi momentanei. Tenerlo pulito dalle preoccupazioni, dai desideri che lasciamo così, a prendere spazio, che arrivano a soffocare. La vita spirituale è questa attenzione, questa vigilanza, tenere lo spazio della nostra interiorità, della nostra coscienza pulita e pronta. Perché poi, vedete, la crescita, il frutto, quello non lo diamo noi, lo dà il seme che viene da Dio, la sua opera in noi. Noi dovremmo limitarci, ma con impegno, con serietà, a non intralciare la vitalità di Dio, a non soffocare la sua grazia. È una specie di attività passiva, un agire lasciando agire il Signore, il suo Spirito. E allora questa mattina il Vangelo ci suggerisce una domanda a ciascuno: che terreno vuoi essere? Vuoi essere duro, impenetrabile come una strada battuta, una pietra arida, un rovo soffocante, oppure vuoi essere terra buona, terra che accoglie, che custodisce qualcosa di prezioso, che si lascia
lavorare e trasformare. Ecco la parola che abbiamo ascoltato, che ogni giorno ci raggiunge, possa scendere dentro di noi, possa il Signore lavorare dentro di noi, possa portare frutto per noi e per quanti incontreremo. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Dio Onnipotente, le offerte del tuo popolo e per intercessione dei santi martiri coreani fa di noi un sacrificio a te gradito per la salvezza di tutto il mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dei santi martiri coreani a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Lino, Antonia, Ermenegildo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli, i santi martiri coreani e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, Preghiamo. Saziati del cibo dei forti nella celebrazione dei santi martiri coreani, ti preghiamo umilmente, Signore,
concedi a noi di aderire con fedeltà a Cristo e di operare nella Chiesa per la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave.
Prix. Tanti prodotti a 99 centesimi. Ad esempio, birra Corona in bottiglia da 33 centilitri a 99 centesimi. Prix. Risparmiate sereni. Da noi si mangia bene. Ed allora dirai I love you Prix. Zanatta Vetro a Montebelluna. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Ed ecco Vanità, la lastra di vetro blindato per sostituire. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Eccomi amore! Ma anche tu in pigiama? Ma cosa ci fai tu senza pigiama? Così non si può correre! C'è la Pigiama Run, la corsa della lite per sentirci più vicino ai bambini malati di tumore che in pigiama ci devono stare. Quindi cambia! Andiamo! Venerdì 26 settembre! Corri con noi la Pigiama Run della lite per i bambini malati di tumore. Cari amici, ben ritrovati. Weekend d'estate, tutti al mare o in montagna o in campagna, dove volete, sui laghi, andate dove volete perché la giornata sarà bella, sereno o poco nuvoloso. Tra l'altro, grazie a questo possente, ampio anticiclone subtropicale che si estende dal Nord Africa, dall'Atlantico, passando per tutto il Mediterraneo, mezza Europa ma anche l'Europa dell'Est, questo anticiclone così ampio continua ad inviare aria calda in questo weekend, quindi